ACP di Agrigento, quale sarà il futuro, cosa è stato organizzando anche da un punto di vista lavorativo? C'è in cantiere diverse vendite di immobili, ecco, lei come commissario che notizie possiamo dare alla popolazione? Intanto noi stiamo attuando la disposizione di legge contenuta nella finanziaria legge regionale 8 di quest'anno, che prevede la sanatoria per gli alloggi abusivi, quindi ci siamo adoperati per mettere in atto tutte le procedure. Poi devo anche dire che abbiamo presentato dei progetti con la legge 80 che riguardano diversi comuni della provincia, lavori di manutenzione e degli alloggi popolari, che riguarderanno i comuni di Lampedusa, tanto per citarne qualcuno. Di recente l'assessore Falcone è stato a Lampedusa e chiedeva appunto di verificare queste progettazioni, perché è chiaro che da diversi anni c'è richiesta di manutenzione, di interventi di manutenzione sugli alloggi popolari. Abbiamo in corso questi progetti, abbiamo presentato questi progetti, sono stati approvati, abbiamo in corso i decreti di finanziamento e quindi l'ufficio, l'ente si trova in una fase di ringiovimento e di rinnovamento, perché abbiamo motivo di lavorare, abbiamo attività finanziate, abbiamo creato una nuova governance all'istituto. Io penso che in questo periodo in cui sto lavorando, sono stato incaricato di svolgere questo ruolo, di aver dato un piccolo contributo per riportare l'ente all'attenzione anche sociale che riveste realmente, perché gli ACP hanno una grossa funzione sociale, quella di garantire gli alloggi ai ceti meno abbienti. Ad Agrigento è prevista qualcosa? Anche ad Agrigento è prevista qualcosa, non voglio dire prima perché sono progetti in corso di approvazione, quindi non vorrei parlare con dati più concreti e sicuri. Ci sono sempre interventi sulla manutenzione degli alloggi che già sono esistenti. Sul sanatoria ci aspettiamo pure dei numeri che chiaramente contribuiranno a migliorare le entrate dell'ente e nello stesso tempo metteranno anche fine a delle vicende di abusivismo che sono sempre degli aspetti con rilevanza sociale non indifferenti.